Sono 45 i focolai in Veneto alla fine di questo mese di luglio, casi in aumento, ma per la maggior parte si tratta di asintomatici o importati. Sorvegliata speciale l'ex caserma Serena a Casier. Momenti di tensione oggi a Jesolo, nella caserma della Croce Rossa italiana. Migranti si rifiutano di sottoporsi al tampone dopo l'esplosione del focolaio, intervengono le forze dell'ordine. Risparmiata dal Covid in piena pandemia, torna a chiudere la casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti a Mestre, dove si sono registrati 15 contagi. Di nuovo stop alle visite dei familiari. Veneto virtuoso sulla sanità, ma ancora troppe difficoltà per la mancanza di personale nell'integrazione tra ospedali e territorio. Lo dice il report di Ires Veneto presentato oggi dalla CGIL. Nasce Uniti per il Futuro, un comitato di cittadini che in vista delle prossime elezioni per Venezia chiede ai politici di sottoscrivere un programma di rilancio per la città, già 200 le adesioni. Stefano Zecchi, candidato sindaco a Venezia per il Partito dei Veneti, non ha dubbi, senza autonomia non ci potrà essere un futuro per la città. Tra i punti del programma anche l'attrazione di nuovi capitali a Mestre. Si chiama My Experiential, progetto sviluppato a Sant'Erasmo da una giovane donna per valorizzare i prodotti a chilometro zero e favorire la ripresa turistica. La particolarità è una roulotte. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, perché sono 45 i focolai in Veneto, casi in aumento, per la maggior parte si tratta di asintomatici o importati. Sentiamo il punto del governatore Zaia. Abbiamo capito che c'è chi è più contagioso e chi è meno contagioso. Questa è la famosa carica virale, no? Parte da questa premessa Luca Zaia nel tracciare la curva epidemiologica di questo mese di luglio, che ha visto un aumento di focolai, sono 45, ed isolamenti domiciliari, oltre 3.700, 3.000 in più di un mese fa, ma la differenza sta, e non è poco, nella sintomatologia. Abbiamo una quantità, a differenza della fase cruciale, diciamo quella pesante del coronavirus di marzo-aprile, abbiamo una quantità di positivi asintomatici importante, passano il 70%. La dimostrazione più lampante arriva dalla caserma ex Serena di Casier, dove tutti i casi segnalati sono di fatto asintomatici, ma qui il problema è soprattutto di ordine pubblico. Stamattina ho sentito anche il prefetto di Treviso. Stiamo ragionando per capire se abbiamo potestà giuridica per fare qualcosa di più a Treviso, però oggettivamente noi il piano di sanità pubblica l'abbiamo applicato con tutta una serie di prescrizioni. Per me quella caserma di Casier Treviso resta zona rossa. Da qui l'appello alla stessa prefettura. Penso che quella caserma debba essere gestita, e l'appello che rinnovo alla prefettura e alle forze dell'ordine in maniera assolutamente severa. Noi abbiamo avuto 5 milioni di veneti che si sono chiusi in casa per mesi. Non capisco quale sia il problema di chiedere a 300 persone di farsi la quarantena in maniera separata tra positivi e negativi. Aggiungo che noi andremo a testarli ogni 7 giorni. Nel frattempo sono stati fatti anche 723 tamponi a lavoratori di rientro dall'estero e alle badanti, e proprio alle famiglie con badanti si rivolge Zaia perché si favoriscano tamponi ed eventuali periodi di quarantena. Chi può la gestirà con una stanza, con un bagno a sé, perché di solito accade anche questo, che c'è comunque una stanza dedicata e un bagno dedicato. Chi non può chiederà aiuto all'ULSS. Insomma, cercheremo sempre di essere comunità, perché un po' sto mondo che sta diventando sempre della mela spaccata a metà, no? Siamo davanti a un'emergenza, siamo tutti chiamati a fare quello che possiamo. Firmata inoltre la nuova ordinanza regionale che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, mascherine e distanziamento sociale restano punti cruciali. Firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, fino al 15 di ottobre. 15 ottobre che è poi il termine ultimo dello stato di emergenza dichiarato dal governo, ma è la stessa ordinanza regionale a lasciare una finestra per l'8 agosto per valutare i contenuti del nuovo DPCM e possibili novità come per le crociere.
E l'altro fronte caldo è quello della caserma della Croce Rossa a Jesolo, dove stamattina si sono registrati momenti di tensione tra il personale dell'ULSS e alcuni migranti, tanto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Alcuni degli ospiti della struttura, ha raccontato su Facebook il direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza, hanno rifiutato di sottoporsi al tampone. Gli operatori sanitari, con tutte le precauzioni del caso, la delicatezza ed i timori della situazione, hanno cercato con difficoltà di convincerli a fare il test per verificare il loro stato di salute. Gli immigrati presenti alla Croce Rossa sono infatti ormai al termine del periodo di isolamento, salvo nuove possibilità che proprio questi tamponi avrebbero dovuto verificare. Riaprirà intanto domani il disco bar Pigna Colada di Cavallino Treporti. Il locale è rimasto chiuso per 5 giorni dopo che domenica scorsa i carabinieri, intervenuti per un principio di rissa, avevano accertato le violazioni delle norme anti-Covid. Erano un centinaio infatti i giovani presenti che non rispettavano il distanziamento né indossavano la mascherina. I gestori hanno già pagato la multa ed hanno riorganizzato gli spazi per evitare futuri assembramenti, chiudendo il locale di propria spontanea volontà. E sono arrivati a 15 nuovi casi di positività alla casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti a Mestre. La struttura è stata blindata e così si torna ai mesi duri del lockdown. Sentiamo. Risparmiata in piena epoca Covid, in meno di 24 ore la casa di riposo dell'antica scuola dei Battuti in via Spalti a Mestre si ritrova a essere uno dei focolai più estesi della provincia di Venezia. 15 contagi, di questi 2 operatori e 13 ospiti, tutti non autosufficienti. Soltanto uno, il primo caso segnalato, si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Covid-19 di Dolo. Generalmente sono tutti in buone condizioni. Lo screening ha dato un esito, appunto, ha confermato queste 15 positività e per tutto il resto finora nulla. In quello che è successo rileviamo, tra virgolette, l'aspetto che ci pizzica, ci rasserena, è che è tutto circoscritto ad un reparto del centro servizi. Reparto che è stato immediatamente sigillato all'interno della struttura, a sua volta chiusa alle visite esterne, come conferma il Covid manager della casa di riposo. La casa di riposo rimarrà blindata per almeno 14 giorni perché adesso abbiamo fatto una prima campagna di tamponi e ci sarà un periodo di quarantena per le aree di isolamento che dura 14 giorni, al termine della quale viene fatta una seconda campagna di tamponi. E diciamo che passato questo periodo ci sarà una fotografia definitiva a quel punto. Quindi i familiari adesso non possono entrare? In questo momento non possono entrare. Anche per i negativi? Difficile capire allo stato attuale quale sia stato il veicolo del virus. Certo, con l'allentamento delle misure del lockdown i rischi dall'esterno si sono moltiplicati. Per 129 giorni abbiamo tenuto duro, chiaramente era quasi impossibile che non arrivasse il primo caso. Fortunatamente, e qui ringrazio ancora lo staff, i collaboratori, i Covid manager, avevamo previsto tutto, anche l'emergenza che si è verificata adesso, per cui la stiamo gestendo, la stiamo monitorando in maniera pressoché in tempo reale. Tra residenti e parenti degli ospiti c'è preoccupazione non solo per gli aspetti sanitari ma anche per quelli psicologici. Presumo che sono tristissime, sicuramente stanno bene, sono ben trattati, però a livello affettivo, emotivo deve essere difficile vivere in situazioni del genere. Se sono isolati non penso più di tanto. Bisogna seguire le norme e basta, e sperare. E sulla situazione generale delle case di riposo abbiamo sentito Gino Ferraresso della CGIL Veneto. Le RSA non stanno tanto bene non solo oggi ma anche ieri, nel senso che noi abbiamo un grande problema che è quello dell'aiuto economico alle famiglie, che è fermo questo finanziamento, è fermo ancora ai dati del 2010, nel senso che noi abbiamo 33.000 posti disponibili in RSA, di cui però solo 25.000 usufruiscono di un contributo regionale. Gli altri 8.000 posti le persone si devono pagare una retta intera, il che significa che si arriva ai 2-3.000 euro al mese. A lungo termine
A lungo termine la Regione deve investire non solo nelle residenze sociosanitarie per i non autosufficienti, ma deve investire anche per l'assistenza domiciliare, deve far emergere tutto il lavoro delle assistenti familiari e quello dei familiari. Veneto virtuoso dal punto di vista sanitario, ma con qualche difficoltà nel rapporto tra ospedali e territorio, nella gestione delle strutture intermedie e nella mancanza di personale. Lo dice il rapporto presentato oggi a Mestre da IRES Veneto. È un quadro a luci e ombre quello che esce dalla ricerca di IRES Veneto sull'integrazione dei servizi sociosanitari. La nostra regione, ad esempio, ha retto meglio di altre la fase acuta del Covid grazie all'organizzazione territoriale. Con questo modello, che è il modello su cui devono innescarsi le strutture intermedie e poi anche le strutture residenziali sul territorio, va consolidato, non va perso, quindi senza seguire modelli che ad esempio hanno portato altre regioni ad avere risultati non particolarmente buoni, ma va invece consolidato, rafforzato. Rispetto alla media italiana ancora troppi giorni di ricovero in ospedale e gli accessi in codice bianco al pronto soccorso. C'è un rischio di un arretramento nell'integrazione sociosanitaria e nell'integrazione ospedale-territorio che erano gli elementi positivi che avevano caratterizzato il modello Veneto, e c'è un rischio di peggioramento nella qualità dei servizi che offre la filiera dell'assistenza territoriale. In pratica non si usano abbastanza ospedali di comunità, riabilitazioni e assistenza domiciliare. Veneto si trova un po' fanalino di coda, diciamo così, in questa classifica che va a monitorare quello che è il livello dell'intensità assistenziale nell'assistenza domiciliare infermieristica. Nelle strutture intermedie manca ancora il 40% dei posti letto previsti. Questa riorganizzazione dei posti letto ospedalieri doveva essere all'interno della regione contestuale ad un aumento dei posti letto a livello territoriale, il che, ripeto, è avvenuto soltanto parzialmente. La situazione è migliore nelle ULS 1, 2, 3 e 5, più carente altrove. Poi mancano e mancheranno medici di base, 155 in meno negli ultimi 3 anni. Il motto meno ospedale più territorio rischia purtroppo di rimanere solo sulla carta. È sul territorio, sulla filiera territoriale che noi abbiamo le difficoltà più grandi. La Guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato 34.000 mascherine e denunciato 2 commercianti. Tutto è partito da un controllo in Polesine per violazione al codice del consumo, in quanto le mascherine erano prive delle informazioni di legge. Ulteriori accertamenti hanno svelato che la documentazione era falsificata e che le società indicate non avevano mai rilasciato l'idoneità del prodotto. L'operazione delle Fiamme Gialle ha interessato 22 aziende anche nelle province di Venezia, Padova, Verona, Treviso, Belluno e poi ancora Mantova, Udine, Bergamo e Perugia. Il lotto iniziale di 100.000 mascherine proveniva da una società asiatica. Ed ora la pagina politica. In vista delle prossime amministrative nasce Uniti per il Futuro, un comitato di cittadini che in vista delle prossime elezioni per Venezia chiede ai politici di sottoscrivere un programma di rilancio per la città elaborato dagli stessi cittadini, già 200 i partecipanti. Basta con le promesse elettorali e i sostegni a scatola chiusa. L'imprenditore Antonio De Martino chiede un deciso punto di svolta al mondo della politica veneziana. È nato così il Comitato Civico Uniti per il Futuro. Sosterrà tutti quei politici che si impegneranno a sottoscrivere un programma di rilancio per tutto il comune, pensato dai cittadini. Ogni persona rappresenta il tessuto sociale della collettività e costituisce un contributo essenziale per la creazione di un programma che contempli e risponda alle esigenze di famiglie, giovani, anziani, professionisti, commercianti ed imprese. Già 200 gli iscritti, ma per settembre si punta ad essere in 1000. Nessuno degli iscritti si potrà candidare alle elezioni, ma il messaggio ai prossimi amministratori è chiaro. L'obiettivo del Comitato Uniti per il Futuro è quello di far attuare il nostro programma, dare un futuro migliore ai giovani, ai cittadini, alle imprese che sono tanto in crisi. Al primo punto del programma del comitato c'è il ritorno del Casino Lido di Venezia nei mesi estivi, stop ai nuovi alberghi in città, il completamento di alcune infrastrutture essenziali, l'abolizione delle municipalità. Ma la cosa principale è quella di far tornare al Lido il Casino nel periodo estivo da metà maggio a metà settembre, fare una deroga per gli orari della musica, allungare la stagione balneare,
creare dei porticcioli per yacht e mega yacht, sia lato mare sia lato laguna, e poi vanno creati spazi attrezzati per i bambini, per gli anziani, per gli animali. Tra i cittadini c'è anche chi, come l'albergatore Flavio Carraro, ha deciso di non accettare candidature alle prossime elezioni, pur di far parte del comitato. Il comitato del fare è un comitato fautore di idee, di progetti e parte attiva con il comune. Ci sono tanti progetti sia per Venezia che per il Lido, progetti di prenotabilità, progetti di massa del turismo, progetti di porticciolo, di navi e quant'altro. Noi saremo fautori e osservatori che questi progetti vadano tutti a buon fine. E un appello a salvare Venezia e Firenze è stato lanciato attraverso una lettera al ministro del turismo Dario Franceschini. È l'iniziativa congiunta della Confesercenti delle due principali città d'arte italiane. Firenze e Venezia sono unite più che mai in questo momento di difficoltà post-lockdown, si legge nella lettera, da qui l'appello per una legge specifica per le città d'arte che dia maggiori poteri e autonomia ai comuni ad alta vocazione turistica. Tra le idee proposte nell'ambito di una conferenza stampa oggi a Firenze, far disputare nel 2021, se tutto andrà bene dal punto di vista sanitario, il calcio storico a Venezia ed una regata di gondole nel capoluogo toscano lungo l'Arno. Il professor Stefano Zecchi, candidato sindaco a Venezia per il Partito dei Veneti, non ha dubbi: senza autonomia non ci potrà essere un futuro per la città. Tra i punti del programma, rilanciare l'abitabilità e l'artigianato in centro storico, lavoro e capitali da trarre nella Smart City di Mestre. Non ha dubbi il professor Stefano Zecchi, candidato sindaco a Venezia per il Partito dei Veneti. Nel suo programma c'è un punto imprescindibile e questo si chiama autonomia. Ho accettato molto volentieri l'invito del Partito dei Veneti di candidarmi perché è il partito dell'autonomia. Io sono stato 10 anni consigliere comunale, era sindaco Costa, poi Orsoni, e l'evidenza era che se la città ha una sua autonomia non può fare promesse e non mantenere queste promesse. Allora, uno statuto speciale, questo secondo me è il primo passo. Per il centro storico, stop alla monocultura turistica. Rilanciare a Venezia l'abitabilità, l'artigianato, un'impresa che abbia capacità quindi di sostituire questa monocultura turistica che ha devastato Venezia in questi anni. Ma Mestre deve diventare la City di Venezia, una Greater London. Per la terraferma, invece, Zecchi propone un modello di sviluppo in perfetto stile milanese, come lui stesso ha già portato avanti da assessore della città meneghina. Quando io ero assessore a Milano, il sindaco era Albertini, abbiamo cambiato la città, abbiamo fatto City Life, abbiamo rifatto il quartiere Garibaldi, abbiamo comprato i territori per i terreni per Expo. Ecco, qualcosa del genere deve essere fatto a Mestre. Mestre deve diventare una smart city capace di attrarre capitali, cambiare il regime di lavoro e avere quindi a Venezia un punto di riferimento, di immagine, il lavoro e i capitali essere attratti da Mestre. Sarà pronto e operativo dal 5 agosto il nuovo BC Park di Piazzale Roma, luogo adibito al ricovero delle biciclette, che fa parte dell'insieme delle infrastrutture di connessione ciclabile tra la terraferma e Venezia. Il parcheggio è costato 300.000 euro ed è stato realizzato da AVM al piano interrato dell'autorimessa comunale, distante pochi minuti a piedi dagli imbarcaderi e dalla stazione ferroviaria. La struttura si raggiunge in bici attraverso la pista ciclabile a sbalzo sul Ponte della Libertà, imboccando un percorso apposito che collega all'area riservata. Si chiama My Experiential, progetto sviluppato a Sant'Erasmo da parte di una cittadina per valorizzare i prodotti a chilometro zero e favorire la ripresa turistica anche in questo ambito. La particolarità è una roulotte. Dal calesse alla roulotte, ricorda la versione moderna del telefilm anni 80, La casa nella prateria. L'iniziativa è stata ideata da Silvia Bastianello, assistente di volo da 23 anni, che ha messo in pratica la sua esperienza nel campo turistico con l'obiettivo di valorizzare la sua terra e i prodotti che offre.
Se Venezia è il centro, con le sue bellezze, l'isola di Sant'Erasmo, dove Silvia vive con tutta la famiglia, è l'orto naturale che la alimenta grazie alla natura fertile dei terreni che ne hanno determinato il suo carattere agrario lagunare. I progetti futuri sono quelli, diciamo, di poterla portare fuori dall'isola anche come catena, una sorta di catena di montaggio con altre roulotte che possano sviluppare e portare in giro la territorialità e i prodotti della regione Veneto. Per questo lei se ne va per l'isola a vendere vini quasi a chilometri zero del Mondragon, formaggi da un piccolo produttore di San Michele al Tagliamento o prodotti da orto coltivati direttamente da suo fratello e sua cognata, titolari di un'azienda agricola a Sant'Erasmo dalle 1000 vocazioni che presto diventerà anche fattoria didattica. Silvia miscela profumi e sapori, tutto su panini, hamburger che hanno il gusto della stagionalità e, perché no, del prodotto di nicchia. Questo progetto nasce circa un anno fa, dettato da suggerimento di alcuni piccoli produttori locali di zona che volevano portare in evidenza il chilometro zero e la sostenibilità. Un'isola che si spopola progressivamente, che mantiene la sua dignità agricola e che sgomita, insomma, per farsi spazio nel trono delle meraviglie, e chissà che il rush decisivo arrivi proprio da una roulotte. E tour elettorale nelle isole per il candidato sindaco Pierpaolo Baretta, che si è recato in sopralluogo al Lido. Vediamo. Un territorio da difendere assolutamente, è un patrimonio prezioso ambientale. Certo, anche tutto il sistema delle compensazioni del MOSE deve essere orientato a migliorare ulteriormente l'ambiente, ma guai a depredare e a defraudare quell'area di città. Credo che sia molto importante che venga difesa. L'idea dell'ambiente, del miglioramento ambientale è una caratteristica decisiva per una città come Venezia, che è naturalmente una città sostenibile. Così il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, candidato sindaco per il centro-sinistra a Venezia, si esprime sugli alberoni al Lido di Venezia nel suo tour elettorale che lo ha portato al Lido e nella realtà insulare. Altro capitolo fondamentale riguarda il monoblocco, con la conferma dei servizi sanitari. Un esempio praticabile di turismo sostenibile, città da valorizzare per il verde, per l'organizzazione sociale, per l'ospitalità anche dei commercianti, ma non solo questo, anche servizi per i cittadini. Qui c'è un presidio sanitario che deve restare, che non può sparire e che quindi va tutelato e difeso non soltanto per i lidensi, anche per l'Esterina, anche parti della città di Venezia e di Punta Sabbioni vengono qui. C'è sia il presidio sanitario in generale sia nello specifico la riabilitazione. L'altra scommessa, secondo il candidato sindaco, passa attraverso un reale decentramento. Potrebbe essere importante una figura di un prosindaco per le isole? Io penso di sì, bisogna articolare la capacità di gestire l'amministrazione con molto decentramento, bisogna valorizzare le municipalità che oggi sono state completamente depotenziate, mentre invece rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. Partiamo dalle municipalità. E stasera su Antena 3 a partire dalle 21:15 nuovo appuntamento con la magia, andrà in onda lo spettacolo The Magic Side of Treviso, appuntamento quindi su Antena 3 alle 21:15. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano all'apice nella giornata di sabato 1 agosto, ma avrà le ore contate. Vediamo la previsione. Sul Veneto il mese di agosto si apre all'insegna del sole e del bel tempo, il cielo sarà sereno. Domenica qualche temporale e graduale ridimensionamento delle temperature che comunque sabato risulteranno piuttosto roventi, minime fino a 26 gradi, massime invece tra 32 e 36 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento ovunque, cielo terso e limpido, non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 23 e 27 gradi, massime sui 34-35 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, salvo per isolati rovesci al pomeriggio sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 21 gradi, massime invece sui 36-37 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.